Ciao a tutti amici di mattoscacco.com. Oggi andiamo a fare una nuova video lezione perché un nostro lettore ci ha inviato una sua partita chiedendo di poterla commentare sul blog in modo tale da capire i suoi errori. Egli gioca col bianco non classificato contro una seconda nazionale col nero che imposta una difesa siciliana. Andiamo quindi a vedere come si evolve la partita. E4, C5, cavallo C3, solitamente si usa giocare cavallo F3, D6, F4, mossa che si usa, cavallo C6, alfiere B5. Ah, questo secondo me è un errorino. Solitamente qui sarebbe giocato cavallo F3, sarebbe seguito G6, D4, C per D4, cavallo per D4, alfiere G7 e alfiere E3 con un'ottima posizione da parte del bianco. Qui non si doveva veramente temere nulla perché se per esempio donna B6 può seguire per esempio cavallo D5, quindi non c'è da temere nulla. Tuttavia la partita è andata diversamente. Cavallo C6, alfiere B5. A 6, giustamente il nero cerca di togliere ulteriori fastidi e qui segue un cambio. Ora, analizzando la posizione del nero, non è proprio una delle migliori perché ha un'impedonatura e ha già un pedone isolato sulla colonna di torre. Eh, Però se vai a giocare D4, vai così a togliergli l'impedonatura regalandogliela. Infatti così è stato. Poi donna D4 e così metti subito la donna al centro quando in apertura devi cercare di muovere la donna e soprattutto di centralizzarla il meno possibile. Alfiere B7, cavallo F3, donna C7. Fino a qui. Al giustamente metti il re al sicuro, C5. Qui il nero sta giocando bene perché avendo l'alfiere campo chiaro sulla grande diagonale A8 H1 posiziona i pedoni sul nero. Ora qui hai giocato, ora qui la mossa migliore era quella di muovere la donna in C4 e basta. Però così facendo tu vai a regalargli una mossa perché giochi prima donna A4, gli permetti al nero di pararsi con alfiere C6 facendogli posizionare l'alfiere in un posto migliore e poi giustamente torni in C4. Però perché regalargli questa mossa che gli ha fatto posizionare l'alfiere in una posizione migliore e gli ha liberato la colonna B per la torre? Ecco, queste mosse regalo bisogna cercare sempre di evitarle perché danno appunto tempi in più al nostro avversario. Ora andiamo avanti, cavallo F6 e ora cavallo G5 che va ad attaccare F7. Un giusto attacco e ora il nero si para con E6. Si para con E6 e ora hai giocato torre 1, ma hai preso in considerazione la possibilità di spingere in F5? Secondo me avrebbe creato seri problemi al nero. Per esempio, se prendeva, cosa molto improbabile, comunque ci sarebbero stati diversi attacchi, per esempio con torre E1. Però, quindi andiamo avanti, torre E1. H6 togliendo quel cavallo, cavallo F3, alfiere 7 sottraendo il nero dall'attacco a raggi X, donna D3, arrocco del nero e ora il nero è veramente al sicuro. Ora hai giocato la giustissima idea E5. Questa idea è veramente buona, però secondo me andava supportata prima dalla spinta B3 in modo tale che potevi fianchettare e poi dall'alfiere in fianchetto poteva sostenere questo tipo di spinta e diventava secondo me un gioco veramente forte. Però hai giocato subito la spinta E5 che comunque è buona lo stesso a mio parere. Cavallo D5 e ora hai giocato con
pedone per eccetera. Secondo me, cambiando i cavalli, egli avrebbe preso con l'alfiere e giocando C4 vai a creare comunque un blocco della colonna C e allo stesso tempo anche dell'avanzata del pedone. E per esempio, dopo una serie di cambi di questo genere, non si avrebbero poi avuto problemi di alcun tipo. Per esempio con o donna o meglio ancora con alfiere, per esempio in questo modo, si avrebbe comunque avuto una buona partita. Quindi riprendiamo la tua partita invece, pedone per, alfiere per, giustamente cavallo e5, ottima mossa, il nero si deve liberare assolutamente di quel cavallo fastidioso e avamposto fortissimo adesso di pedone in e5, veramente un ottimo avamposto. Quindi continuiamo ora, cavallo b4, creando fastidi alla donna che va a posizionarsi in G3 col trucchetto di andare a catturare con l'alfiere in H6. Quindi questa è una posizione che si vede spesso. E ora il nero va a sottrarsi da questo attacco. Tuttavia il nero non ha visto, per fortuna, che poteva infischiarsene per ora di questo attacco e poteva giocare subito cavallo C2. Perché? Perché se alfiere H6 seguiva per esempio F5 che con la donna andava a controllare G7 e comunque ora la forchetta tra le due torri rimane. Quindi prima o poi spostando per esempio una delle due torri, l'altra se ne sarebbe andata e si avrebbe avuto un vantaggio di materiale da parte del nero. Fortunatamente ha giocato re H7 e poi ha giocato torre E2, torre in A va in D8, A3 scacciando questo fortissimo cavallo, il cavallo va in D5 e ora attenzione, dopo la mossa 3 praticamente il cavallo non aveva più tante mosse, più tante case dove poter andare, praticamente è dovuto andare solo in D5. Andando in D5 è andato ad otturare la colonna D e è andato appunto ad otturare anche il raggio d'azione di questo povero alfiere. Quindi il cavallo qui è una disgrazia per il nero. Se andiamo a catturarglielo, andiamo a fargli un grande piacere. Secondo me è una mossa molto forte, era quella di giocare cavallo E4 e poi insidiarsi in D6 con un forte avamposto. Invece catturarlo secondo me è stata una mossa errata. Giustamente torre, scusate, non alfiere, torre per D5, alfiere F4. Qui hai pensato che dovevi liberare assolutamente anche la torre in A, giustamente, però se il nero andava qui a giocare G5, l'alfiere sarebbe dovuto ritornare in F1 con una perdita di tempo, perché in E3 va a bloccare la torre, in D2 si fa piazzare su una colonna che fra poco verrà raddoppiata dal nero e saresti ritornato in F1. Però fortunatamente il nero comunque non ha giocato G5. Proseguiamo, torre in F va in D8, raddoppiando così la colonna. Donna G4, sinceramente non ho capito il perché di questa mossa, forse era per andare a bloccare la torre in E2. Andiamo avanti, donna G4, torre D1, scacco, qui segue una serie di cambi, re F2, sottraendosi a questo attacco, alfiere B5, costringendo a spostare la torre e qui la torre l'è spostata in E3, continuando ad avere la torre e poi scappando col re. Secondo me, se proponevi un cambio, non
non ci sarebbero state molte alternative per il nero e per esempio dopo un cambio di questo genere avreste avuto la situazione totalmente sotto controllo poiché era una situazione pari, bisognava solo rientrare con la donna per gestire la donna avversaria, ma dopodiché si sarebbe giocato molto bene. Invece con torre e3, con lo scopo appunto di giocare poi qui donna d7, sinceramente non l'ho capita quando il nero poteva andare in vantaggio di un pedone, per esempio con torre per c2, tuttavia qui il nero ha giocato donna d7, torre g3, questa mossa qui è vero sì che crea un matto in uno, però è anche vero che bisogna calcolare le conseguenze. Infatti con torre f1, re e3 e donna d4 si prende lo scacco matto. Andiamo invece a analizzare la situazione se anziché al posto di mettere la torre in G3 noi avessimo messo la torre il re in G3, la partita si sarebbe potuta svolgere in modo differente. Torre D4, torre D4 sta ad inchiodare la donna perché dopo per esempio G5 si perde l'alfiere, quindi H4 ed obbligo, torre D2 catturando il pedone in C2, il re si toglie dalla colonna G e ora scopriremo il perché, torre per C2 e ora alfiere H6. Questa mossa ti avrebbe condotto alla vittoria se il nero avesse accettato questo sacrificio. Per esempio, pedone per H6 sarebbe seguito poi torre G3 con veramente il matto imparabile. L'unica mossa che avrebbe potuto ritardare sarebbe stata questa, ma poi è veramente matto alla prossima. Per esempio, così e sia matto alla prossima. Oppure se il nero avesse catturato quell'alfiere di re con donna F4 scacco re H7 scacco di nuovo di donna, il re si sottrae allo scacco e avresti catturato la torre andando in vantaggio di qualità. Tuttavia ho giocato una buona partita e mi raccomando la prossima volta a questi piccoli particolari.